Buongiorno, buongiorno, salve a tutti, vediamo se tutto è a posto, sembra tutto a posto. Benvenuti in questa nuova live di Reni Retro. Quest'oggi non dobbiamo fare il tear down dei PC come c'è scritto nella descrizione, mi sono dimenticato di andare a modificare la descrizione, la modificherò subito dopo aver finito questa live. Niente, oggi dobbiamo fare un unboosting, un doppio unboosting di due pacchetti che mi sono arrivati. Ovviamente uno è di Amazon, eccolo qui col baffo che ride, vedete? Allora, niente, questo si capisce tranquillamente che non è un vinile, trattasi infatti di materiale Reni Retro e non Reni J, ok? È molto sottile, come vedete, ok? È sottile, l'imballo è quello classico di Amazon. Io vado ad aprire subito questo pacchettino, andiamo a vedere se c'è qualcuno connesso. Ok, allora, ecco, facciamo così. Allora, da questa parte qui, così. Allora, io direi che scollo proprio tutto, vedete? Scolliamo proprio tutto. Andiamo a vedere cosa contiene questo pacchettino, Andiamo a vedere. Secondo voi, facendo parte di Reni Retro, cosa può esserci dentro questo pacchettino? Allora, andiamo a vedere ed eccoci qui, eccoci qui. Allora, c'è da dire qualcosa, passione amica. Allora, io avrei voluto prendere questo volumetto direttamente al Commodore Day 2 che si è svolto al Vigamus, dove ho presenziato nel pomeriggio dalle 3 alle 6 praticamente. Sono stato lì, ho visto, diciamo, l'ottima presentazione che ha fatto della rivista, appunto, l'autore. Praticamente sono state dette tante cose, tra cui una importante è che a settembre a Spoleto ci sarà il Passione Amiga Day. Passione Amiga Day. Allora, guardate, ho potuto anche prendere qualcuno di questi adesivi Passione Amiga, la rivista per gli appassionati di Amiga. Allora, praticamente io ho tutti i numeri di questa rivista. Ultimamente ho iniziato a prenderli da Amazon e vi voglio raccontare la mia esperienza con l'ottimo supporto che c'è anche al cliente, curato nei minimi particolari. Tra l'altro io scrivevo delle mail, voi sapete che spesso mi si fa tardi la sera, qualche volta anche la notte, quindi ho scritto delle mail anche a mezzanotte e mi hanno risposto a mezzanotte e 5, mezzanotte e 10 addirittura, per diciamo rispondere ai miei quesiti. Praticamente io ho avuto un pessimo rapporto con le poste italiane, perché di questa rivista mi arrivava con, cioè, la spedizione normale, però mi ci metteva pure un mese e mezzo, 2 mesi. Poi mi arrivava con, abbiamo visto, io ho fatto gli unboosting, chiamiamoli così, mi arrivava già con il pacco semiaperto, eccetera, quindi d'accordo con il loro supporto al cliente. Io ero abbonato, mi sono fatto rimborsare l'abbonamento per quei numeri che rimanevano, e così posso fare l'acquisto tranquillamente su Amazon. Amazon mi arriva in 24 ore scarse, diciamo. Quindi, diciamo, la consegna di Amazon è garantita. Quindi se uno, diciamo, si sbriga ad aggiudicarsi la propria copia prima che finiscano, vabbè, che poi Amazon le ristampano stesso loro queste qui. Allora, quello che mi sarebbe piaciuto, mo vediamo se riusciamo, se riuscirò a presenziare alla Passione Amiga Day a settembre a Spoleto. Magari mi faccio mettere un po' di firme qui, che sembra uno spazio proprio predisposto. Allora, su questo numero, che è di luglio 2022, eccolo, su questo numero, a parte l'editoriale, ci sono le novità sui giochi, le novità tecniche,
E poi ci sono altre cosette veramente interessanti. Guardate, guardate, vi faccio vedere da lontano in modo che, diciamo, vi potete fare un'idea di quello che è la rivista e decidere per l'acquisto. Ovviamente 7,50 € per una rivista tutta a colori, completamente a colori. Guardate, tutta completamente a colori, non sono tantissime, calcolando che è rimasta praticamente l'unica rivista dedicata interamente ad Amiga. Qui parla anche di Amiga 500 mini. Allora, come vedete, qui è pubblicizzato quello che vi ho detto oggi. Vedete? Piazza Garibaldi a Spoleto, Passione Amiga Day, www.passioneamigaday.it, 18 settembre 2022 dalle 10 alle 19. Piazza Garibaldi 34 a Spoleto. Ok? Ingresso gratuito, da sottolineare, ingresso gratuito. Allora, andiamo a vedere, eccoci qua. Allora, oggi sto facendo vedere, diciamo, questa è la prima, il primo, guardate che carino, eccolo, ve lo metto più vicino. Emotiword Amiga ECS con 1 megabyte, ovviamente gioco gratuito. Come vedete hanno ricominciato ad uscire dei giochetti per Amiga, ma guardate che è una cosa incredibile. Ok, qui un'altra pagina enorme dedicata all'Amiga Day, Passione Amiga Day, mi raccomando ricordatevelo, Passione Amiga Day, collezionismo, alcuni consigli. Questo è un articolo tutto da leggere per chi vuole fare collezione. La Ocean Software, che ha fatto uscire tanti successi, è qui la seconda edizione a cui ho partecipato anche io al Vigamus di Roma, domenica 3 luglio a via Sabotino 4, dove c'è il Vigamus Commodore Day seconda edizione. Il Vigamus è sempre attivo, se passate da Roma vi consiglio vivamente di andarlo a visitare, il museo del videogioco di Roma, aperto oramai da tanti anni. Diciamo, è una bella meta da raggiungere per gli appassionati di retro gaming, retro console, retro computing. Quindi fateci diciamo, una capatina se passate da Roma. Se siete di Roma e non ci siete mai stati, andateci, andrete a visitare, diciamo, un museo ben tenuto. Ci sono diverse sale anche dedicate non solo al retro gaming ma anche all'Xbox, ci sono delle teche, ci sono diversi monitor che narrano un po' la storia di quella che è stata il videogame e il retro computing. Ok, questo è Retro Computer Market, www.retrocomputermarket.it. ok, la posta dei lettori non può mai mancare, eccoci qua, la posta dei lettori, e poi è finito. Di dietro uno dei grandi sponsor di questa rivista è proprio Retro Games. .biz, retrogames.biz, che sono diciamo quelli che hanno ideato DA500 mini, DC64 e DC64 mini. Ok, retrogames.biz, vedete il sito? retrogames.biz. Ok, allora abbiamo visto, sicuramente mi andrò a leggere con molta attenzione la scena demo scene di Amiga. Io, come sapete, sono diciamo, all'epoca, negli anni 90, ne uscivano diverse di demo. Tra i 7000 e passa dischetti, io ne avevo tantissimi dedicati alle demo. Alcune demo, la maggior parte erano un floppy solo, ma parecchie ce n'erano a doppio floppy ed erano le più belle. Non scorderò mai LSD on Elm Street, senza nulla togliere a State of the Art, ovviamente, che è considerata una delle demo più belle su Amiga.
La demoscene è continuata negli anni sia su C64 che su Amiga, bellissime le demo anche per Commodore 64. Io avevo creato un gruppo che si chiamava Amiga Demoscene sul Facebook, ma adesso è un po' abbandonato anche perché ho visto che venivano pubblicate su YouTube tantissime demo, non ce la faceva a stare dietro a tutti. Io su Facebook, forse ho esagerato, ho creato tante pagine e tanti gruppi e non ce la faccio a gestirli tutti. Poi si sono aggiunti pure i gruppi, i canali Telegram, che sono diversi da gestire tutti quanti. Poi si è aggiunto TikTok, insomma si è aggiunto tante cose, e quindi poi diciamo forza di cose si rallenta un po' tutto. Mettiamoci anche che ultimamente mi sto dedicando anche a Mixcloud. Allora, questa è una busta totalmente anonima bianca, vedete? Passiamo all'unboxing, l'unboosting di quest'altro pacchetto. Allora andiamo, opla, si è pure rotta. Ok, andiamo a vedere qui che cosa c'è. Eccolo qui, eccolo, diciamo il numero di questo mese. Mamma mia quanto pesa Zap. Questo costa 9 euro, numero 590. Allora, anche qui c'è DA500 mini. Abbiamo provato la replica in miniatura del glorioso 16 bit e questa è la copertina di Zap. Allora, io ho preordinato anche il numero di Zap Raine, non so come si legge, Zap Raine, qui ovviamente non ne parla. Guardate, questa è la quarta di copertina, vi faccio vedere. Anche questa rivista, secondo me, per gli appassionati di riviste degli anni 80-90 va acquistata assolutamente, anche perché anche questa è totalmente a colori, come vedete, totalmente impaginata sullo stile del vecchio Zap. Vedete l'impaginazione, ma guardate cose che escono, che vanno a trovare di materiale. Guardate quanto è bella questa rivista, guardate, ricorda moltissimo i vecchi numeri di Zap, vedete, dove c'erano anche raffigurati diciamo, gli editori, coloro che scrivevano gli articoli, erano raffigurati da figure stilizzate, chiamiamole così, veramente. Poi tutte ovviamente le immagini del gioco, ovviamente i voti che richiamano molto Zap come era una volta. C'è presentazione, grafica, sonora, appetibilità, longevità e globale. Guardate che queste riviste sono qualcosa di spettacolare, veramente belle. Queste è da avere. Medaglia d'oro di Zap. Quando un gioco aveva un voto abbastanza alto gli veniva affidato la medaglia d'oro. Io non riesco mai a tenere ferma sta cosa. Ok, e infatti questo ha preso 95%. Attack of the Pesci Robots. E qui c'è tutta la recensione completa. Tra l'altro c'è anche la versione Amiga per Commodore 128. Costa 10 euro in download digitale, 50 euro se volete anche il disco con tutta la confezione. È uscito anche per Amiga. Pure per lo Spectrum. E C64, o anche il C64 con la espansione di memoria, RAM Expansion Unit, vedete? Questa è la versione C64 con la REU e ha preso 95% con la REU. Ok, poi c'è Strike Back. Io non vi faccio vedere troppo perché così siete più invogliati a comprare le riviste, Red Raid, questo 90%, vedete? Teeny Dungeons, bellissimo. Wolfenstein 3D, ok? Invasion of the Zombie Monsters,
91%, gioco caldo, guardate, bellissimo, bellissimo. Qui poi ci sono dei giochi a tutta pagina, 90%, 84%, ma poi è tutta a colori, tutta, cioè questa poi, io mi sa che, non so se me le porto al mare, però me le vorrei portare al mare in modo che me le leggo sotto all'ombrellone. Bello, bello, bellissime. Allora, voi non l'avete in mano questa rivista, ma già sfogliarla così è qualcosa di spettacolare. Commodore Olympics. Bello sto Commodore Olympics. C64, C64. I nuovi racconti di Mago Merlino. The Empire Strikes Back. Bomb Jack. Che bello ragazzi. Dottore Grave, questa è una bella pagina, è una bellissima pagina perché ci sono tutti, diciamo, i ragazzi, i signori dell'età mia che riparano i vecchi Commodore 64, Amiga, eccetera, quindi con l'ubicazione in tutta Italia. Allora, skill grid, ecco, guardate. Allora, guardate che spettacolo. Ma poi è impaginata proprio bene, mi ricorda tantissimo la vecchia rivista Zap, come se fosse tornata alla grande dopo tanti anni ad allietare, diciamo, quelli dell'età mia che l'hanno vissuta in pieno, poi si è fermata. Ovviamente su zap.it trovate tutti i numeri della gloriosa rivista. Questi non li trovate scansionati perché dovete ovviamente acquistare o la rivista o la versione digitale che sono in vendita sul loro sito. DA500 mini, eccoci qua, DA500 mini, bello bello, DA500 mini, guardate, là. Piena di articoli e poi c'è la posta di Zapposta con due belle pagine dedicate alla posta. Ok? Quindi ecco, Passione Amiga e Zap. Oh, Zap, io vi ho detto Zap Rain, voglio vedere se riesco a condividervi al volo diciamo, il sito di Zap Rain per fare l'acquisto, in modo che vi faccio vedere di che cosa si tratta. Non so se ce la faccio al volo a farvi vedere di cosa si tratta. Allora, vediamo un po', così vedo anche quante ne sono state vendute. Io ho fatto la prenotazione online del Zap Raine. Ok, sì, ovviamente quando apro un'altra finestra mi si blocca un po' tutto. Allora, eccolo qua, questo è Zap Raine. Però non è questo il sito, non mi pare fosse questo il sito. Mm. Annuario 2022. È il suo questo qua. Però non c'è più il contatore di quante copie ne sono state ordinate. Ah, forse è questo. Aspettate che l'ho trovato, eh. Eccolo qua, sì. Allora, adesso provo a condividere, vediamo un po' se posso mettere. Allora, cattura la finestra.
va bene, sì, la finestra 5, eccolo. Ok, questo che vedete è il sito di Zap Rain. Allora, aspettate un attimo che adesso lo metto a tutto schermo. Allora, vediamo un po' di fare un aggiornamento di questa pagina. Vediamo se si aggiorna. Ok. Adesso qui partirà il contatore di quanti preordini ne sono stati fatti. Costa 36 euro. Mancano 8 giorni e sono stati fatti 127 preordini. Allora, ovviamente se io ingrandisco questa, non so se sì, voi la vedete, eccolo qua, questo è l'annuario 2022 Zap Rain, oltre 50 giochi recensiti ed è praticamente su questo sito, che poi vi metterò il link in descrizione, troverete anche diversi video YouTube dove spiegano appunto che cos'è questo Zap Rain e diciamo qui c'è una diciamo breve biografia di Luca Madrigal Antignano. Io Luca Antignano Madrigal l'ho conosciuto perché ha fatto un sacco di emulatori per diciamo per i Game Watch. Ok, sì, lo lasciamo sullo sfondo, va, così rimane là Zap Rain. Allora, detto questo, non ho altro da dire in questa breve diretta di una mezz'oretta, quindi io vi ringrazio chi ha visto questa live in diretta, ringrazio chi la vedrà in differita, ovviamente verranno messe in copertina le due copertine di queste riviste. Vi ricordo quindi il Passione Amiga Day a settembre, Passione Amiga Day, adesso ve lo faccio rivedere, Passione Amiga Day, eccoci qua, 18 settembre 2022 dalle 10 alle 19, Piazza Garibaldi 34 a Spoleto, ingresso gratuito, www.passioneamigaday.it. Quindi per quanto riguarda Passione Amiga Day c'è questo evento, per quanto riguarda Zap vi ho fatto vedere Zap Rain e quindi non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo prossimamente su questi lidi. In chiusura di video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di attivare la campanella per essere informati di quando io vado in live, perché io non ho orario appena ho quel buco temporale che mi permette di fare una diretta, io sfrutto il tempo e vado in diretta per parlare un po' insieme a voi. Allora, chiudiamo quindi qui la diretta, vi lascio con diciamo lo sfondo del Zap Rain e ci vediamo alla prossima live. Vi ricordo in chiusura proprio di visitare classe74.it, il mondo del vinile.it, renijstore.it dedicato alla musica, legolando.it dedicato ai Lego e starwarsstore.it dedicato al mondo dei Lego. Ok? Un saluto, una buona giornata. Oggi è 7 luglio 2022, è l'1:16 di pomeriggio. Grazie a tutti, grazie di essere stati con me. Ok? Un saluto a tutti.